mi viene l'ansia. Sono andato in un bar, voi dite sempre volentieri, volentieri, cazzo volentieri. Ho chiesto un caffè, questo mi fa volentieri. E poi sono rimasto lì e non me l'ha portato. Allora, ho detto scusi, ma il caffè volentieri se che l'avessi, ma non che no. Grazie a tutti e andate in mona, grazie. Al banchetto raccolgono le firme per le regionali, quindi potete firmare con un documento. Grazie di nuovo a tutti e siete meravigliosi. Grazie. Possiamo fare una a casa! Torna di nuovo! Era l'unica alternativa! Era l'unica alternativa di Falcone! Lo sai che è nata la si era doppiata, ma in Ungheria c'è il partito socialista, del nord dell'Europa, Finlandia non ne parliamo, si sta allargando, parliamo di 3-4 concetti che fanno prezzo. Quindi noi stiamo tenendo e salvando l'impresa, non perché non c'è democrazia. Continuano a fare coalizioni su coalizioni. Noi adesso andiamo a Udine. Ciao! Devo fare un picciato! Ti metti in contatto cosa dice questa signora? Dica delle cose interessanti. Grazie ancora. Devo andare a Udine, Venezia Giulia, non Friul! C'è una proposta per i matrimoni gay? Noi ce l'abbiamo, siamo nella massima libertà, abbiamo approvato il matrimonio gay, non c'è nessun problema. Beppe! Sì, è che c'è solo su internet. Vanno, riprendono. Però poi il discorso è che Pensatelo per me! ci ha dato un'altra gestione di tempo, attraverso un giornalista che magari è dentro la partita e poi perché questa invece no, tua nonna mi conosce, ci sei tu. A volte sono le nonne che informano i nipoti. In Sicilia